nostra regione resterà in rosso ancora una settimana. Il verdetto della cabina di regia, le proiezioni dicono che i ricoveri ospedalieri scenderanno sotto la soglia critica in una ventina di giorni, in arrivo 19.000 dosi di vaccino. Vasto incendio da mezzogiorno a Pisa Busditto al mezzo, dalla galleria della vecchia statale, probabile origine dolosa, contro le fiamme anche un Canadair. Federmoda del Friuli Venezia Giulia lancia la proposta di aprire i negozi solo su appuntamento dal lunedì al venerdì. La prossima settimana l'idea sarà discussa in un tavolo di confronto al Mise. Dai rifiuti nascono buoni spesa, questa è la sperimentazione in atto a Pordenone grazie a un ecocompattatore che a fronte del conferimento di imballaggi eroga tagliandi per lo sconto al supermercato. Voglio una squadra che non si accontenta, così Gotti alla vigilia del ritorno in campo dopo la sosta, domani alle 15 a Bergamo contro l'Atalanta, Forestieri in pole alle spalle di Llorente. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Friuli Venezia Giulia che resterà in rosso ancora una settimana, il verdetto della cabina di regia, nonostante l'RT sotto 1, l'incidenza per 100.000 abitanti in 7 giorni è sopra la soglia critica, si attesta a 331 casi contro la media nazionale di 239, ricordiamo che il limite, la discriminante è 250 casi ogni 100.000 abitanti. Dunque questi sono i dati del monitoraggio settimanale da cui la decisione della cabina di regia. È pesante la situazione per quanto riguarda i ricoveri. Le proiezioni indicano che aree mediche e terapie intensive della nostra regione dovrebbero scendere sotto la soglia di attenzione nell'arco di una ventina di giorni. Il Friuli Venezia Giulia resta un'altra settimana in zona rossa, mentre il vicino Veneto passerà in fascia arancione subito dopo il lockdown di Pasqua. La nostra regione è tra quelle in cui il rischio rimane alto. Sulla curva epidemica a livello nazionale, così si è espresso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Soprattutto nell'ultimo periodo la curva comincia a decrescere. Come vedete però la decrescita è molto lenta. Scende a 0,98, dunque sotto la soglia d'allarme di 1, il valore dell'RT nazionale che la scorsa settimana era a 1,08. Anche in Friuli Venezia Giulia l'indice è a 0,98. In Italia l'incidenza si attesta a 239 casi ogni 100.000 abitanti contro i 240 della scorsa settimana. In Friuli Venezia Giulia è di 331 casi. La nostra regione è terza in Italia dopo provincia autonoma di Bolzano e Veneto per percentuale di tamponi effettuati. Sono 5.105 per 100.000 abitanti. La percentuale di positività è di 4,4 in Veneto e di 6,5 in Friuli Venezia Giulia. A preoccupare in tutto il paese sono i ricoveri. Il carico sui servizi assistenziali resta pesante. Desta particolare preoccupazione il fatto che questa settimana le terapie intensive sono saturate da pazienti con Covid nel 41% dei casi rispetto al 39% della settimana scorsa. Le proiezioni a 30 giorni indicano che aree mediche e terapie intensive dovrebbero finalmente scendere al di sotto della soglia critica nella nostra regione nell'arco di una ventina di giorni. Tra i dati positivi illustrati in conferenza stampa c'è l'andamento delle vaccinazioni che sta rapidamente crescendo. Intanto prosegue la campagna vaccinale e nuove scorte di vaccini per la nostra regione. Oggi sono arrivati gli antidoti Moderna consegnati all'ospedale di Udine. Domani sarà la volta di AstraZeneca, in tutto ne arriveranno 19.000. Tra oggi e domani arriveranno in Friuli Venezia Giulia 19.000 dosi di vaccino anti-Covid. Stamattina è toccato al Siro Moderna, domani sarà la volta di AstraZeneca. Siamo al Santa Maria della Misericordia di Udine, oggi una nuova consegna di vaccini destinati alla comunità del Friuli Venezia Giulia, come sempre scortati dalle API, dai carabinieri in arrivo dall'autostrada dopo
l'atterraggio a Venezia. Sono stati utilizzati come sempre dei mezzi refrigerati. Stamattina intanto sono arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare oltre 1.300.000 vaccini AstraZeneca che saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale dal comando operativo di vertice interforze. Già nel pomeriggio di oggi le prime consegne alle regioni. Il carico arriverà in Friuli Venezia Giulia domani. Il nuovo piano vaccinale funziona e le regioni, seguendo le indicazioni del governo, hanno iniziato a correre, ha scritto su Twitter il ministro per le autonomie Maria Stella Gelmini. Nella giornata di ieri, ha aggiunto, abbiamo superato la soglia delle 300.000 inoculazioni al giorno. Continua campagna di immunizzazione, avanti insieme per far ripartire l'Italia. L'obiettivo per il Friuli Venezia Giulia è quello di arrivare a 10.000 somministrazioni di vaccino al giorno. All'hub della Fiera di Udine intanto ci sono novità per chi va a vaccinarsi, una riguarda l'accoglienza nei padiglioni e una il trasporto pubblico locale. Una nuova sala d'attesa e una nuova fermata dell'autobus all'hub vaccinale della Fiera di Udine per agevolare chi deve ricevere la dose di antidoto. La sala è capace di contenere diverse centinaia di persone in piena sicurezza a distanza e da domani parte un nuovo servizio di trasporto pubblico ideato per agevolare chi deve raggiungere l'hub dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Si tratta di una nuova fermata dell'autobus dedicata per chi arriva nel capoluogo in treno o in corriera e non può prendere il taxi. La linea è la 9 e raggiungerà direttamente l'ingresso della fiera. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà attivo tutti i giorni ed è stato esteso anche alla mattinata di domenica. Lo staff sanitario che opera all'hub con il supporto dei volontari di Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e con i volontari della Croce Rossa sta lavorando al meglio per ridurre al massimo i tempi di attesa che restano comunque in media di un'ora. Il problema è legato per lo più alla compilazione dei moduli che in parte all'hub arrivano ancora in bianco. E proprio in fiera abbiamo sentito le sensazioni di chi si è vaccinato. Contento di aver fatto il vaccino? Io sì. Fatto tutto benissimo e organizzato bene, però un po' più complicato di quello che pensavo. Benissimo, sono arrivato 20 minuti fa, abbiamo aspettato niente, ecco, quindi tutto ok. Come accoglienza sì, ma è troppo faticoso il giro, difatti sono qua adesso che non sto bene, ma per lo stress, ecco, troppo, perché vai all'altro padiglione, è un po' pesante. Da buoni friulani noi, devo dire, in buon ordine, in assoluto silenzio, con calma, rilassamento, come nei nostri costumi e nelle nostre tradizioni. Sì. Come vi siete trovati? Benissimo. L'avete fatto tutti e due? Sì. Okay. Quanti anni? 81-82. L'aspettavo da metà febbraio ancora, e proprio con tanta ansia. C'è tanta gente, è sempre difficile, no? Perché poi le persone sono diverse, quindi comunque bene. E aspettava di fare il vaccino? Sì, perché l'età va su, no? E non si sa mai qua, si può vivere ancora un po', no? Oggi in Friuli Venezia Giulia sono 14 le persone che hanno perso la vita con Covid, a queste si aggiungono altre 2 morti pregresse. Sono 362 nuovi casi che sono stati rilevati su 7.279 tamponi molecolari, la percentuale di positività è al 4,97% e su 2.948 test rapidi antigenici rilevati 151 casi, la percentuale di positività è del 5,12%. Rimangono stabili 81 ricoveri in terapia intensiva, scendono a 634 quelli in altri reparti, in diminuzione anche le persone in isolamento che sono 13.589. A partire da mercoledì 7 aprile, dopo le festività pasquali, scuole aperte dall'infanzia alla prima media, gli orari saranno gli stessi di prima della chiusura, compreso il funzionamento delle mense. Mercoledì 7 aprile si riapriranno i cancelli delle scuole dell'infanzia, delle primarie e per le prime classi delle secondarie di primo grado. Gli istituti scolastici udinesi hanno avviato la macchina organizzativa che è pronta per adattarsi sia alla zona rossa che ai cambiamenti futuri. In zona rossa potranno ritornare in presenza le scuole dell'infanzia,
le scuole primarie e gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Le seconde e le terze della secondaria di primo grado dovranno purtroppo, almeno per il momento, continuare in didattica digitale integrata, quindi a distanza. Riprenderemo con l'orario da settembre, quindi orario pieno, chi aveva le 40 ore con le 40 ore, quindi mensa compresa, chi le 27 e così via. Quindi torneranno alla situazione antecedente al 15 marzo. Ecco, accoglienza, preaccoglienza? Questi servizi sono organizzati dal Comune di Udine, quindi non dagli istituti comprensivi, e si ripartirà prima possibile anche con questi servizi. Dopo scuola? Anche per il doposcuola. Ci stiamo sentendo in questi giorni col servizio di doposcuola del Comune di Udine per ripartire anche con i servizi di doposcuola. E il Comitato di Genitori Priorità alla Scuola chiede il sostegno al sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, affinché sia data la possibilità di frequentare la scuola anche agli alunni di seconda e terza media. Anche il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, ha ricevuto una lettera del Movimento Priorità alla Scuola. I genitori chiedono la riapertura delle scuole, la normalizzazione delle attività anche extrascolastiche, la preaccoglienza che praticamente non era mai partita, il doposcuola, poi l'attivazione dei centri estivi. Che questo appello sia condivisibile, ovviamente condivisibile, perché la relazione educativa, lo sviluppo degli adolescenti, dei bambini, i percorsi educativi hanno assolutamente necessità del rapporto personale. E tendo a valorarla nella misura che è compatibile però con i dati sanitari, nel senso che ovviamente qui sono le autorità sanitarie che devono darci in qualche modo il consenso per questo. Sul resto, per esempio per quanto riguarda il nostro comune, noi abbiamo cercato di garantire tutto, preaccoglienza, post-accoglienza, tempo integrato, il doposcuola, i centri estivi. I costi e l'impegno del comune sono veramente pesanti e non sono ancora per quanto compatibili con le risorse che abbiamo a disposizione. Ecco, anche per quanto riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza di aree pubbliche. Sì, certamente. Abbiamo assunto un provvedimento che consente l'attività sportiva in tutte le nostre aree pubbliche, quindi è stato un provvedimento anche antesignano e seguito poi da altri comuni. Certamente questa manifestata dal Comitato è un'esigenza che adesso sta diventando pressante. E come ormai ogni sabato il Movimento Priorità alla Scuola ha organizzato una manifestazione anche per domattina a Trieste, un presidio con assemblea pubblica. Studenti, genitori e docenti torneranno in piazza per chiedere il ritorno in classe di tutti gli studenti, non solo dei più piccoli, e quindi si parla di medie e superiori università che si sentono penalizzati e abbandonati dopo un anno di lezioni a distanza. Il ritrovo è fissato per le 11 di mattina, al termine sarà elaborato un documento da presentare al Presidente della Regione in merito a una possibile riapertura in sicurezza. Ultimi acquisti per le festività pasquali e in questi minuti si stanno registrando code e un afflusso importante nei negozi delle città della nostra regione. Allora andiamo in diretta a collegarci con Paola Treppo. Buonasera Paola. Sì, buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. È veramente una corsa all'ultimo acquisto. In questo momento la situazione è calma nel supermercato dove ci troviamo in questo momento, ma diversi dei nostri telespettatori proprio anche in questi secondi ci segnalano delle code che definiscono addirittura imbarazzanti, veramente molto lunghe in diversi supermercati dell'Interland udinese, proprio per la corsa all'ultimo acquisto. Molte persone evidentemente temono che domani, che è comunque una giornata in cui si può fare gli acquisti, perché lo ricordiamo sono aperti i negozi di alimentari pur essendo in zona rossa, probabilmente qualcuno teme che il weekend di Pasqua cominci domani con il sabato, magari dopo aver terminato il turno di lavoro, e quindi ha fatto una spesa importante anche all'interno del supermercato dove ci troviamo ora. Ci sono delle code alla cassa, diverse le persone che hanno fatto una spesa anche importante, diverse non solamente anziani ma anche giovani, coppie, ci sono anche delle famiglie.
famiglie, quindi veramente una corsa in un certo senso ingiustificata a comprare qualche cosa per Pasqua, qualcosa da mettere in tavola per Pasqua e anche per Pasquetta, in particolare ad esempio per questo supermercato dove ci troviamo in questo momento, nella parte esterna c'è un cartello affisso, ricorda che sabato e che nella giornata di Pasqua e di Pasquetta il negozio rimarrà chiuso, ma comunque domani è aperto, quindi nonostante ciò comunque c'è una forte affluenza di persone, carrelli pieni, si compra un po' di tutto, abbiamo visto anche detersivi, cose insomma che si possono comprare anche tranquillamente durante la settimana, e quindi insomma c'è questa affluenza importante anche adesso, in questo momento. Allora qui dall'Interland udinese, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo. A proposito di acquisti e di negozi, c'è una proposta lanciata da Federmoda del Friuli Venezia Giulia, quella di aprire negozi ora chiusi su appuntamento dal lunedì al venerdì. Se ne parlerà in un tavolo al Mise. Il grido d'allarme lanciato da Federmoda al ministro dello sviluppo economico Giorgetti a salvaguardia del comparto è stato raccolto. In queste ore i rappresentanti della categoria sono stati convocati a un tavolo di confronto previsto per lunedì mattina. Lo comunica la presidente di Confcommercio Federmoda del Friuli Venezia Giulia, Antonella Popolizio, auspicando una risposta positiva alle richieste presentate dal settore, che comprende negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, che sono le uniche attività commerciali, come quelle di gioielli e mobili, a essere assoggettate a misure restrittive con la chiusura obbligatoria nelle fasce rosse. Accanto alle richieste a carattere nazionale, dal Friuli Venezia Giulia parte la sollecitazione a prevedere quanto prima possibile le aperture pure in zona rossa, copiando un sistema già in voga in particolare in Germania e diffuso un po' ovunque in Nord Europa. In sostanza si può entrare in negozio dal lunedì a venerdì solo su appuntamento, evitando in questo modo assembramenti e consentendo di smaltire la merce. I magazzini dei negozi, continua Popolizio, sono pieni di articoli primaverili ed estivi, acquistati diversi mesi fa, che dovremo svendere quando riapriremo, come accaduto lo scorso anno. Tra l'altro rinunciamo al sabato, giornata che incide di un buon 40% sull'incasso settimanale. C'è grande attesa dunque da parte del comparto per l'incontro di lunedì, dove saranno valutate le diverse proposte nazionali a partire dalla riduzione dal 30 al 20% della soglia minima di perdita per poter usufruire degli indennizzi previsti dallo Stato. Preoccupazione e proteste anche da parte dei venditori ambulanti che hanno manifestato a Trieste questa mattina e domani saranno a Udine in Viale Vat. Noi avremmo bisogno di un aiuto fiscale nel poter rallentare, posticipare, annullare tutte le tasse che non abbiamo potuto pagare perché non siamo stati a lavorare. Il nostro aiuto che chiediamo, per dire, principale allo Stato è quello di poterci fare lavorare. La nostra dignità è andare a lavorare ogni mattina senza chiedere niente a nessuno. Sono 1600 gli ambulanti che operano in Friuli Venezia Giulia e di questi la metà è ferma a causa dell'impossibilità di vendere prodotti non alimentari. Sono esausti, esasperati e chiedono solo dignità. Noi ormai nel corso di un anno abbiamo aperto solo 3 mesi estivi. Ristori non se ne sono visti, aperture non se ne sono viste, anzi abbiamo visto solo chiusure. Siamo arrivati alla fine, non c'è più niente da mangiare ormai. Molti non avranno neanche la forza di riaprire. Solo lo scorso anno il mercato di Lignano, che contava su 200 venditori, ha visto un crollo a circa 30 unità e sarà sempre peggio. Noi vediamo che per esempio ci è vietato vendere i calzini e le mutande al mercato, però se vado in centro commerciale trovo aperto e le posso comprare. Qual è la differenza? Noi siamo all'aria aperta e siamo in piena sicurezza. Siamo disposti a discutere di linee guida magari più stringenti, ma vogliamo aprire. Dal governo sono arrivate delle prese in giro, perché ci hanno dato dei ristori, parliamo di 2 volte 600 euro, una volta 1000 euro, però ce ne hanno chiesti 4.000 di INPS, quindi voglio dire, è inutile che me li dai se me ne chiedi il doppio. Vasto incendio alle pendici del Monte Amariano è partito da mezzogiorno di oggi, impegnati diversi uomini di Vigili del Fuoco, Forestale, Protezione Civile, si sta utilizzando anche un Canadair. Un violento incendio è divampato nella ex polveriera di Pissebus di Tolmezzo. È una condizione davvero difficile perché c'è vento, veniamo da un periodo di siccità, oggi è la giornata più calda dall'inizio dell'anno
insomma, tra virgolette sembra la tempesta perfetta per chi avesse voluto innescare questo incendio, dato che gli esperti, più che di probabilità, parlano di possibilità abbastanza evidente di un possibile innesco umano doloso. La difficoltà sta nel vento che dà dei salti di spostamento di fronte dell'incendio, che rende difficoltoso sia l'individuazione del fronte che poi anche gli interventi che sono stati fatti in primis dai vigili del fuoco, poi sono intervenuti la protezione civile nostra di Tolmezzo, Amaro, Arta e sicuramente il corpo forestale regionale, adesso 2 elicotteri ed è stato chiamato all'intervento del Canadair, l'aereo da Genova, che dopo 2 ore è arrivato qui, si sta rifornendo nel lago di Cavazzo. E insomma abbiamo tutti negli occhi quello che è successo nel 2003, proprio qui, era proprio fine marzo, e la difficoltà è nata al tempo dal fatto che l'incendio è riuscito a saltare diverse decine di metri di rio a causa del vento, dei nidi di processionarie che si sono spostati incendiati dall'altra parte e hanno dato luogo a un grosso incendio. Stiamo organizzando i turni per la prossima giornata, perché è presumibile che l'incendio si protrarrà insomma anche domani. A seguito di una segnalazione sono intervenuti sia i vigili del fuoco che il personale della nostra stazione forestale di Tolmezzo. Un incidente questa mattina a Gorizia con 2 auto coinvolte, di cui una si è cappottata. In questo caso la guidatrice è riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Sia la giovane che il conducente dell'altra auto sono stati accolti in ospedale a Gorizia. Un carico di accendini contraffatti destinati al mercato inglese è stato sequestrato nel porto di Trieste dai militari della Guardia di Finanza e dall'Agenzia Dogane e Monopoli. 600.000 pezzi pressoché identici a quelli di una nota marca del settore, se venduti avrebbero fruttato un guadagno di €500.000. 3 clamorosi falsi attribuiti al pittore austriaco vivente Arnold Freiner sono stati distrutti su disposizione del Tribunale di Trieste dai militari del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine. Dopo una segnalazione dall'Austria, le indagini hanno accertato che 3 opere custodite a Trieste in casa di 2 collezionisti erano contraffatte. Se poste in commercio, il loro valore si sarebbe aggirato attorno ai €90.000. Da rifiuti nascono buoni spesa, questa è la sperimentazione in atto a Pordenone. Vediamo come. 10 rifiuti da inserire tra lattine, bottiglie di plastica e Tetra Pak e si ottiene un buono da €1 da utilizzare al supermercato. L'ecocompattatore, installato negli uffici comunali di via Bertossi a Pordenone, piace alle persone che hanno già conferito diversi imballaggi, passando all'incasso. È sicuramente un'iniziativa ecosostenibile, perché comunque conferendo materiale, come vediamo, sicuramente puro, possiamo avere maggiori introiti dai consorzi di filiera. Vi faccio vedere, partiamo dalla bottiglietta di yogurt, quindi abbiamo la bocca dove si inseriscono i tappi, che comunque c'è una raccolta di tappi per le associazioni, come sappiamo raccolgono, viene aperto il cassetto, viene inserita la bottiglia, l'ecocompattatore lavora. Come vedete adesso abbiamo raggiunto il ciclo con 10 conferimenti e adesso si stampa lo scontrino del buono sconto che vi faccio vedere. Questo è il buono sconto che viene dato dopo 10 conferimenti. Il buono, spendibile entro un mese nei punti Conad di Pordenone, in Viale Grigoletti e Aviano, prevede lo sconto di €1 su una spesa di 30. Un aiuto alle tasche e soprattutto all'ambiente, tanto che il Comune di Pordenone sta pensando di estendere la sperimentazione. E noi la prossima settimana faremo un incontro anche con il nostro gestore GEA e con i comuni serviti da GEA per vedere se è possibile installare altri ecocompattatori in giro per la città e negli altri comuni serviti. Voglio una squadra che non si accontenta, parole di Gotti alla vigilia del ritorno in campo dell'Udinese domani alle 15 a Bergamo contro l'Atalanta. Ascolteremo le sue parole a Sport FVG con anche la probabile formazione. Tra poco spazio anche al basket con la Coppa Italia, l'attesa per la Gesteco questa sera alle 21 vittoriosa intanto la PU e poi il Tavagnaco calcio femminile che domani ospita la capolista Pomigliano. È tutto. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata.